Per quanto riguarda le fatture soggettivamente inesistenti, abbiamo accertato che erano circa oltre 4 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le fatture oggettivamente inesistenti, si parla di circa 1,5 milioni, 2 milioni di euro. Il vantaggio fiscale è per l'impresa che emetteva fatture per merce che commercializzava, ma che poi andava a destinazione di soggetti che non erano i suoi reali clienti. Ometteva il versamento delle imposte. Omettendo il versamento delle imposte consentiva ai clienti finali di acquistare questi prodotti, che sono pellet e legname, a un prezzo più vantaggioso rispetto a quello che viene normalmente praticato sul mercato e quindi a generare una concorrenza sleale. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di merce che non è stata mai ceduta, quindi di fatturazione oggettivamente inesistente, il vantaggio fiscale è dato dalla possibilità ovviamente di beneficiare di un costo e di un'IVA che viene ovviamente poi riportato nelle dichiarazioni di chi annota le fatture e ovviamente quindi riducendo il carico fiscale conseguente.